Lo faccio il musicista per mestiere, sempre lontano dalla mia città. La mia ragazza non è più contenta, la mia mancanza avverte sempre più. Per dare vita ancora al nostro amore, da più di un anno si è messa a studiare uno strumento veramente raro, e a forza insieme a me muovo suonare. E per farmi dispetto il pifferone ascitto, quando lo prende in mano lo prende piano piano, con garbo lo tocca, poi se lo mette in bocca. È uno strumento a fiato e di fiato ne ha. Le mani su, le mani giù, come farfalle le sue note vanno su. Le mani giù, le mani su, e quando suona giuro fa toccare blu. Il piffere è un diletto, lo porta pure a letto, e spesso in mano tanto mi scende e poi suona. Vuoi suonare sì o no? Vuoi suonare sì o no? La mia ragazza adesso è assai contenta, perché sempre con me lei se ne sta. E quando impugna il piffere è maestra, ogni occasione è buona può suonare. Ha contagiato anche le sue amiche, e tutte quante mo vanno provare il suono dolce di questo strumento, che quando sentite va a suonare. E per farmi dispetto il pifferone ascitto, quando lo prende in mano lo prende piano piano, con garbo lo tocca, poi se lo mette in bocca. È uno strumento a fiato e di fiato ne ha. Le mani su, le mani giù, come farfalle le sue note vanno su. Le mani giù, le mani su, e quando suona giuro fa toccare il blu. Il piffere è un diletto, lo porta pure a letto, e spesso in mano tanto mi scende e poi suona. Vuoi suonare sì o no? Vuoi suonare sì o no? Il piffere è un diletto, lo porta pure a letto, e spesso in mano tanto mi scende e poi suona. Vuoi suonare sì o no? Vuoi suonare sì o no? Ah, che suonata!